Ospite in studio oggi il vicepresidente dell'associazione Vivi la Bici, il signor Livio Ciancimino. Buongiorno. Buongiorno. Che associazione siete? Una particolare associazione? Noi siamo un'associazione che col nome bicicletta non vuol dire associazione sportiva, perché molti fraintendono, con tutto il rispetto per le associazioni sportive, ma siamo un'associazione culturale, perché le nostre escursioni, le nostre uscite in bicicletta hanno lo scopo di conoscere il territorio, conoscere i vari paesaggi, e siamo soprattutto un'associazione ambientalista. La nostra associazione è affiliata alla Federazione Italiana Biciclette, una federazione a livello nazionale che conta più di 150 associazioni come la nostra. Durante una delle vostre escursioni vi siete accorti di qualcosa che non andava. Esatto, una delle nostre, pattuglie che ogni tanto vanno a fare qualche prova di itinerari, perché naturalmente prima di fare gli itinerari domenicali bisogna andare a provarli e riconoscerli. Facendo un'escursione lungo il canale, due località, comunque ultimamente lungo via Piavon, sul canale Piavon ha trovato delle immondizie che sono state lasciate là da chi lo sa da chi, ma il problema è che queste immondizie sono state abbandonate e poi chi ha provveduto allo sfalcio dell'erba non l'ha rimosse, ma ha sfalciato l'erba con tutte le immondizie, quindi ha sparso queste immondizie lungo tutto questo territorio, creando un grave danno ambientale. Era già un problema che avevate riscontrato lungo il canale di Senzielli, giusto? Il canale Senzielli era ancora più grave perché non si trattava di immondizie, ma si trattava proprio di rifiuti anche pericolosi, perché erano coperture, copertoni di auto, c'erano anche qualche batteria, c'era Eternit, quindi materiale che inquinava anche il canale e quindi le falde acquifere sottostanti. Voi avete fatto pubblicare anche degli articoli sui vari quotidiani e avete avuto riscontro da questa vostra accusa? Certo, con nostra soddisfazione il canale Senzielli è stato completamente ripulito ad opera dell'amministrazione di Eraclea, che per prima ha effettuato la pulizia del canale, successivamente anche il comune di Torre di Mosto, perché il canale aveva due competenze, anche il comune di Torre di Mosto ha provveduto alla pulizia della parte sua, soprattutto della parte in Eternit, e quindi adesso la zona è bella pulita, anzi vi invito ad andarla a vedere. E per quanto riguarda il canale Piavon, com'è la situazione attuale? Il canale Piavon è ancora tutto fermo, probabilmente sarà anche causa, spero, di questo maltempo, di questa neve, di questo vento forte, ma ancora la situazione, se voi passate di là vedete tutte queste immondizie sparse e col vento poi si è resa ancora più grave la situazione. Tra le altre varie cose che fate, appunto, avete anche un calendario in programma proprio già da questo febbraio, giusto? Certo, noi normalmente ogni fine del mese, ogni ultima domenica del mese facciamo un'escursione. La prossima escursione sarà il 26 febbraio e il tema sarà un caffè a Sesto a Reghena. Ci ritroviamo a Portoguaro e poi risalendo arriviamo fino a Sesto dove berremo sto caffè e ritorniamo a Portoguaro. Per iscriversi c'è un sito dove anche contattarvi? Ma l'iscrizione si può fare presso la cartoleria ABC di San Donà di Piave, che è un nostro socio, gentilmente si presta a fare queste iscrizioni. E noi invitiamo in conclusione a risolvere il prima possibile il problema lungo il canale Piavon. Grazie. E ci rivediamo per sapere come sarà andata dopo questo suo intervento. La ringrazio.